Buonasera a tutti, ben trovati, anzi buon viaggio con il nostro nuovo programma televisivo, radio, streaming, tutto, strada facendo. Carlo Cresconi, ben trovato anche a te. Grazie, ben trovato anche a te. Non siamo soli in questo viaggio, Carlo ovviamente è la voce che fa ballare tutte le piazze della Sardegna e ovviamente da un po' di tempo ci accompagna anche nei percorsi di valorizzazione della lingua sarda attraverso le sue interviste. Tiana ti ha visto protagonista da poco. Insieme a Scemino. Cosa ricordi di quell'intervista? Bellissimo, un uomo potentissimo, ti trasmetteva, guarda, una forza incredibile. Ancora oggi mi cerca per andare a trovarlo perché ha ancora tante storie da raccontare. Tante storie da raccontare, le abbiamo anche noi. Qualche giorno fa eravamo a Sedilo, la festa di San Basilio, lo spettacolo di Giuliano Marongiu e di Massimo Pizzalis a un certo punto ha visto come protagonista un grande artista. Lui è un'anima sensibile che con la sua voce riesce a far vibrare davvero le corde del cuore. Di chi stiamo parlando? Pino Pio. E allora lo ascoltiamo insieme, se siete d'accordo, con Non poto reposare, Pino Piu. Un applauso forte per Pino Piu, Non poto reposare.
amico Giuliano Marungio. Bene, sono molto contento di essere qui in queste prime battute di questa strada facendo, perché lungo la strada si incontrano sempre le persone, quindi mi auguro che voi ne incontriate tanti lungo questo percorso. Come stai, Carlo? Bene, bene. Tu? Molto bene, molto bene. Vi ho visto, ero emozionato per voi, non con voi, per voi. Mi piace questa idea. Il nostro studio, Giuliano, ti piace? Sì, noi vediamo anche quello che da casa non vedono. Non è uno studio, è una casa vera e propria di quelle di una volta, e questo credo che renda tutto più suggestivo e particolare il racconto, no? Eh sì. Immagino quando tu canterai le tue canzoni e qua dentro ci sarà quella Sardegna vera. Speriamo di cantarne anche assieme qualcuna. Perché no? Io spero proprio di sì. Ma l'aspetto più bello, caro Giuliano, è che questo sarà solo un appoggio, perché poi Sardegna Live con ovviamente Strada Facendo avrà la possibilità di far tappa nei vari paesi della Sardegna e lì accendere le luci, i riflettori e quindi documentare tutto ciò che accade nei paesi della Sardegna. A proposito, ti vediamo già imbellettato, dove devi andare? Fra poco a Teti, perché stasera mi tocca a Teti, anche a te. Tu invece sarai a Paolilati. Io sono a Paolilati per San Costantino. Quindi altra festa. Speriamo il tempo permettendo che ci lasci Un po' di tregua, ma noi canteremo lo stesso, anche sotto la pioggia ci ripareremo un ombrello, venite quindi a Paolilati, a Teti, non ovunque. sarà la pioggia che ci No, fermerà. non ci ha mai fermato. Anche perché in questo appuntamento vogliamo lanciare le feste di Sardegna, quindi pubblicizzarle, parlarne come faremo in questa giornata, però prima darci la possibilità di soffermarci in un paese a pochi chilometri da qui. Sto parlando di Olollai perché in questi giorni hai avuto il piacere di intervistare il grande Mister Olimpia e quindi parliamo di Franco Colombo. Assolutamente sì, tra l'altro sono ancora un po' scosso da quell'immagine che abbiamo visto perché come dicevi tu nella presentazione, Pino Piu a Sedilo con Non Posso Riposare, un arrangiamento bellissimo di Massimo Pizzalis, poi Giambattista Longo col violino, veramente ci hanno regalato un momento molto particolare e credo che tu ne voglia parlare ancora di Non Posso Riposare in questa puntata, però Franco Colombo è stato l'appuntamento del giorno dopo, la mattina ci siamo alzati presto, alle 9 siamo andati a intervistarlo a Olollai, è stato un incontro incredibile, credo che Sardegna Live fra poco trasmetterà l'intera intervista, quindi nella versione integrale. È davvero un personaggio unico, mi ha colpito molto, io conoscevo solo la sua fama mondiale, 2 volte Mister Olimpia, l'amicizia con Arnold, tante cose, mi è piaciuto molto scoprire l'uomo eccezionale che comunque non ha mai smesso di essere una persona semplice. La cosa più bella, io ero lì ovviamente, che portavo avanti anche dietro le quinte l'intervista insieme a te. Franco Colombo ha riconosciuto in Giuliano ovviamente un grande professionista e dal Monte di San Basilio ci siamo trasferiti nella sua casa perché ha voluto aprire le porte della sua abitazione e ci ha fatto scoprire anche la palestra dove si allena tutti i giorni quando viene in Sardegna. Tanti segreti, veramente è una cosa esclusiva, ma a volte si abusa con questo termine, Carlo, però è stata veramente una cosa molto particolare. A me doveva durare mezz'ora e è durata tutta la mattina. Ma visto che io non c'ero, sarei curiosissimo di vedere questo video. Non lo so se lo facciamo vedere, non lo so. Lo guardiamo. Piccola anteprima? Stai con noi, Giuliano. Vediamo. La storia di Franco Colombo è una storia meravigliosa, la storia che potrebbe essere un romanzo, un film, qualcosa che per immagini attraversa un'esistenza che nasce in un paese bellissimo alle nostre spalle, Olollai, e che poi fa il giro del mondo, che conquista il mondo con i suoi meriti, con i suoi valori, però lasciando quel ragazzo di allora, quel bambino che volge lo sguardo verso il suo passato dentro, con quella sua bellezza, con quella sua pulizia, con quella sua purezza. Ogni volta che si torna a Olollai, Franco, è un po' fare un viaggio nei giardini dell'infanzia. Da dove si è partiti? Che cos'è per te ritornare a Olollai, dove tutto è iniziato? Adesso a Los Angeles, quando penso a rientrare a Olollai, per esempio un mese prima inizio, mi preparo, vengo a Olollai, è veramente una delle cose che faccio. Quando ero bambino salivo qui in montagna più alto, correndo anche sui monti, sulle rocce, e proprio qui mi sento, ci sono passato qui 1000 volte. Benvenuto Giuliano qui a Olollai e ai monti di Olollai. E questo era il benvenuto di Franco Colombo per Giuliano Marongio
a All Quando Online lo trasmetterete? nei prossimi giorni. Ah, Ovviamente sì. dobbiamo annunciare e annunceremo ovviamente la messa in onda dell'intervista, anche perché stiamo aspettando dei contributi video che sono una novità assoluta, quindi aspettiamo solo qualche giorno e poi andiamo con il nostro montaggio. Cambiamo paese, pochi chilometri da All Online ci trasferiamo strada facendo in un altro centro nel cuore della nostra isola. Sto parlando di Sarule, non posso riposare, l'abbiamo parlato prima, l'emozione ci è arrivata dritta con Pino Più, però quando si parla di Non poter riposare si parla di una storia che inizia 100 anni fa. Quest'anno è l'anno della ricorrenza. Tu la fai non poter riposare? Ogni tanto un po' meno, tu sei più Un per po' i meno, io balli. sono più per i balli, sì, Tu sei però più per i balli. alla correnza possiamo... Ma lo sai con chi ha cantato Non poter riposare Carlo? No. Con il nostro amico Bruno Niedu, e lì grande successo, E anche Nanne Dumeu, Anche è Nanne è stato uno di quei fenomeni web. Vedi, una dei prossimi giorni quella secondo me va recuperata subito. Comunque 100 anni di Non poter riposare, 1915-2015, tutto nasce in 10 minuti, lui appunta in un diario, parlo di Salvatore Sini, poeta e avvocato di Sarule, che ferma quei versi che poi invece strada facendo hanno fatto il giro del mondo. Caro Giuliano, a proposito di Sarule, domani c'è un appuntamento che mi vedrà in questo caso protagonista. Ovviamente le tradizioni della nostra isola saranno protagoniste per una lunga serata che avrà inizio fin dal primo pomeriggio. Noi abbiamo intervistato il presidente della Proloco, che ovviamente si è occupato di organizzare questa manifestazione insieme alle varie associazioni di Sarule, Antonello Vilia. Lo ascoltiamo insieme? Cosa ne dite? Certo. Sentiamo il contributo all'intervista che gli abbiamo realizzato questo pomeriggio. Innanzitutto ti ringrazio e ti do un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura che state facendo su Sardegna Live. Poi in seconda motivazione ti elenco un po' le caratteristiche dell'evento che abbiamo organizzato. È un evento per Sarule, un evento nuovo. Perché? Perché 2 o 3 mesi fa ci siamo seduti a tavolino con 3-4 associazioni del loco. Abbiamo pensato di fare un evento diverso dagli altri. Ti dico perché diverso. Eravamo abituati a vedere soltanto il colore del costume, il colore del costume a piedi. Quest'anno c'è la novità del vario colore del costume a cavallo. Infatti parteciperanno un sacco di paesi a cavallo. Ti do 4-5 nomi dei comuni principali, ti dico il costume di Ergosolo, che è uno dei migliori, il costume di Mamoiada, di Burgos, di Benetutti, di Olzai, di Sedilo. Non te li sto a elencare come ti ho detto prima, ma saranno quasi 25 comuni che parteciperanno. Abbiamo l'adesione di quasi 136 cavalli, poi ci saranno 10 gruppi folk a Basanta, Chiaramonti, Esporlato, Il Bono, Gadoni, Ortueri, Ottana e gruppo folk di Tattari. L'evento funziona così, ci vedremo in piazza Gurrai per le 17, da lì partiremo il corteo per arrivare a piazza San Michele, dove ci sarà un rinfresco per tutti. Finiremo per fare la cena. Infatti ne approfitto per tutte le persone che parteciperanno all'evento per vederlo, sono tutti invitati proprio alla cena del nostro comitato Proloco, gruppo folk. Poi dopodiché alle 22 inizierà la serata folk in piazza San Michele. Anche qui c'è una novità. Sarule mancava questo evento in una piazza, forse era stata dimenticata. Noi abbiamo voluto rivalorizzarla e per questo domani riscopriremo le vecchie origini. Infatti domani nella nostra sfilata sfileranno ben 70 sarulesi tra bambini, neonati, maschi e femmine. Tutto ciò, Roberto, ti ringrazio in anticipo per domani. Speriamo vada tutto bene. Il tempo abbiamo visto nel meteo, oggi hanno fatto un po' di scherzi, ma domani andrà tutto bene. Niente, un saluto a tutti e vi invito di nuovo alla nostra manifestazione. Arrivederci. E questo era il presidente della Proloco di Sarule, Antonello Vilia, quindi appuntamento per tutti voi domani in piazza a Sarule. Carlo, tu ci sarai? Domani no, domani sarò a Bitti per Cortesa Apertas,
Però questa manifestazione che c'è a Sarule, se non sbaglio, è tutta legata alla Madonna di Gonare. Esatto, Nostra Signora di Gonare, quindi una devozione che si ripete. Tu Giuliano ci sarai? Io spero di fare un salto a Sarule. Adesso sono un po' combattuto perché anche Bitti non mi dispiacerebbe, sia per la presenza di Carlo sia per la bellezza di questa località che Facciamo che se se vuoi pregare vai a Sarule domani. prima prego e poi vado E poi a vieni a ballare a Bitti. però la manifestazione di Sarule è presentata dal signorino qua, da Roberto Tangiano, quindi mi devo proprio dividere, faccio un po' di Metà e metà. Vuoi vai. venire a controllare? un po' e un po', però questa cosa di Sarule è molto bella perché ci sarà una rissa di colori a quello che ho capito, cavalli, costumi, danze, quindi davvero una bella manifestazione. E poi a Bitti, se si aprono le Cortes, lì devono veramente solo aprire Le le prime. porte e sarà una meraviglia. Danno inizio alle Cortes Apertas, autunno Sì. in Barbaglia. All'Udine quando saranno? Allora ancora si spera di poter riuscire a fare qualcosa, ci stiamo lavorando. Ok. Staremo a vedere. Il nostro viaggio continua da Sarule, ora ci spostiamo a una serie di eventi, un circuito che ovviamente prende il nome di Autunno in Barbagia, ne abbiamo parlato poco fa. Autunno in Barbagia, che sensazioni ti dà Giuliano? Beh, la vostra trasmissione secondo me potrebbe proprio calarsi creando questo itinerario che ha deciso di intraprendere, quindi fare proprio il giro delle Cortes. Questa in fondo è una di quelle case che è stata aperta e valorizzata proprio in occasione delle Cortes Apertas, in questo caso di Ovodda, perché partiamo da qui. Hai già svelato dove ci No, lo devo dire anche perché insomma io respiro queste mura, insomma ci abito quasi. E quindi potrebbe essere che strada facendo, paese dopo paese, le Cortes ospitino questo incontro. E quindi le suggestioni che mi ispira Cortes Apertas è proprio una suggestione come quella di oggi, di odori, di profumi, di tempi che ritornano, di incontri tra la gente. Secondo me Cortes Apertas tradotto in italiano è proprio strada facendo. E strada facendo, ora diamo voce al presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, che ci ha appunto presentato le Cortes, l'Autunno in Barbagia, edizione 2015. Sta per partire la 15ª edizione di Autunno in Barbagia, 2015. Partirà il 4-5 settembre, inizia con Bitti come tutti gli anni, 28 paesi per 15 fine settimana fino a dicembre. E anche quest'anno un'edizione molto attesa dopo i successi dello scorso anno, più di 400.000 visitatori, 1.500 imprese coinvolte, 7.200.000 euro di ricavo diretto da questa iniziativa e non abbiamo potuto valutare ancora l'indotto. Bene, è un'iniziativa attesa perché anima i paesi del nostro centro Sardegna, perché rende interessante una destinazione diversa dal solito, che comunque si completa con l'attività balneare della Sardegna, inizia con l'estate in realtà, perché si parte a settembre e poi si completa fino a raggiungere l'inverno. E questo è un modo per aiutare la Sardegna in qualche modo ad attirare i visitatori fuori dal periodo canonico, perché chi vuole venire in Sardegna sa che tutti i fine settimana, da settembre a dicembre, c'è un'iniziativa che racconta la storia della Sardegna, la cultura, l'identità, quei tratti in realtà che sono unici e che ci consentono di essere interessanti per i visitatori. Da questo punto di vista la Camera di Commercio è decisa e determinata a proseguire su questa strada, perché è sicuramente uno dei valori fondanti e una delle modalità più interessanti per poter sostenere anche la vita di questi paesi, molti dei quali hanno difficoltà col numero degli abitanti. Poter dare un obiettivo economico, uno scopo economico diventa fondamentale per dare una prospettiva anche ai giovani, che possono in qualche modo, raccontando se stessi, raccontando la loro storia, la loro identità, la loro cultura, avere anche una prospettiva di natura economica. Il nostro viaggio continua, prima di soffermarci su Bitti per le Cortes Apertas e di ascoltare l'intervista di Ivana Bandino, volevo salutare Giuliano, grazie. Mi ha fatto veramente piacere essere qui alle prime battute, tornerò, ogni tanto tornerò. Voglio dire solo una cosa, se mi permetti Roberto, proprio su Carlo. Sì. Mi piace da morire, e gliel'ho già detto anche in privato, perché adesso non è una cosa, perché ci sono telecamere accese così convenevoli, il suo modo immediato, istintivo di comunicare. Ho visto le sue interviste in lingua, però anche nella versione italiana lui difficoltà, però no, lui è forte perché ha questa disinvoltura. Io credo che questo viaggio che vi vedrà insieme percorrere i sentieri della Sardegna e incontrare tanta gente avrà una buona sorte, per cui questo primo impatto io voglio considerarmi un po' il padrino
visto che di televisione ne ho fatta tanta strada facendo Infatti, anche detto da te che ormai passi più tempo davanti alla telecamera che a casa che a mia. casa, È mi vero, fa è vero. veramente piacere. Quindi in bocca al lupo per questa bella avventura, davvero in Grazie bocca al mille. lupo. In bocca al Grazie lupo. Giuliano, solo una cosa ne approfittiamo anche perché come sapete Sardegna Live è una testata giornalistica, quindi insieme voglio ringraziare tutte le persone che ogni giorno costantemente con tanta passione ovviamente documentano tutto ciò che succede in Sardegna, tra chi firma ovviamente tanti articoli ci sei anche tu, però c'è Cristina Tangiano, c'è Pietro Lavena, c'è Claudia Giuseppetti, Alessandro Pintus, aiutami a ricordare qualcuno se sto dimenticando. Dante, Tangiano, ci sono veramente tante persone. Elisabetta Crisponi. Esatto, che è lo stesso Carlo che entra con le sue incursioni video, con queste interviste di cui parlavamo, ma credo che avete 1000 puntate per ringraziare davvero tutti. Alla prima non si ringrazia Sì, mai, infatti, si augura la gente solo è buon tantissimo. lavoro, giusto? La gente è tantissimo. Così ho tolto l'imbarazzo di Grazie essere Giuliano, io. una stretta di mano e noi ci ascoltiamo l'intervista realizzata la stasera alla cultura di Bitti Ivana Bandino. Bitti è la prima tappa della manifestazione autunno in Barbagia che vede coinvolti diversi comuni. Perché Bitti? Perché Bitti offre numerose possibilità che ci viene a trovare. Innanzitutto la possibilità di gustare i nostri prodotti tipici, di poter conoscere il nostro artigianato, di poter conoscere e apprezzare il nostro canto a tenore. Infatti nelle 2 giornate di sabato e di domenica avremo il canto a tenore per tutta la giornata. Ci sono 3 gruppi che si alternano, per cui chiunque abbia voglia di apprezzare il nostro canto ha la possibilità di ascoltare. Abbiamo diverse cose, fra cui la possibilità di visite guidate al Museo Multimediale del Canto a Tenore, al Museo della Civiltà Contadina e Pastorale. La voglia di spostarsi può arrivare fino a Romanzese, il nostro sito archeologico. C'è anche la possibilità di fare un giro escursionistico nelle campagne dove ci sono delle chiese campestri molto caratteristiche e ci sarà una visita guidata. Poi diverse cose, diverse mostre, manifestazioni di vario tipo e ovviamente i nostri punti di ristoro che propongono delle pietanze caratteristiche, dal porcetto al pane carasato, al formaggio, alla salsiccia, alla pecora, di tutto di più insomma. Quindi per chi ha voglia di trascorrere un fine settimana diverso venga a Bitti. Fine settimana a Bitti, quindi però anche a Sarule, come abbiamo visto, a Teti ci sono i festeggiamenti non di San Sebastiano e a Baunei San Luzzone. Domani sei lì, no? E domani sono lì, stai svelando troppe cose, caro Carlo. Così la gente ti segue di più. E tu domani dove sei? Domani sono a Bitti io per cortesia per Ah, è vero, te l'abbiamo detto e ribadito più volte, ero distratto. Continuiamo a viaggiare. Andiamo in Ogliastra? Andiamo in Ogliastra, il paese dei centenari e Villa Grande Strisali, ovviamente altri centri che sveleremo nelle prossime puntate, ovviamente conservano e custodiscono le loro memorie storiche, ma noi a Villa Grande Strisali abbiamo realizzato uno speciale televisivo che andrà in onda la prossima settimana e tu sei stato protagonista di questo viaggio perché hai avuto modo di l'onore di intervistare il sindaco in lingua sarda. Una persona simpaticissima alla mano. Che tra l'altro ha ribadito e ha sottolineato il valore che per la comunità di Villa Grande Strisali hanno i centenari. Sì, loro hanno un valore, ci stanno lavorando sopra i centenari e vogliono continuare a lavorarci, da quello che mi spiegava il sindaco. Facciamo una cosa Carlo, noi abbiamo il contributo, una piccola intervista che ovviamente vuole essere uno spot per guardare poi lo speciale televisivo in programma per la prossima settimana. Lo guardiamo insieme, sì. cosa dici? Allora io direi che lo possiamo lanciare, solo un secondo per sistemare tutto il nostro contributo, eccolo qui. Zio Vincenzo, mi hanno detto che qui si mangia e si compra soprattutto la carne più buona di Villa Grande, è vero? Questa è l'unica macelleria, Silvano ne è testimone. Perché qui la carne... La carne è carne locale, carne buona, perché mio figlio ha detto devi trattare articoli buoni se vuoi vendere. Anche se è più caro, non interessa. L'interessante è che il cliente rimanga contento. Siamo in compagnia, come vedete, di zio Vincenzo Melis, 92 anni, macellaio da sempre. E adesso ho smesso. Adesso ha smesso. Dopo quanti anni di lavoro? 60. E direi che bisognava anche fermarsi un secondo, però ovviamente è sempre in macelleria perché ha trasmesso questa passione, questo lavoro al figlio Marcellino. In mano glielo do sempre quando capita e ci vuole aiuto, ma d'altronde io vado in campagna qualche volta.
Quindi una vita a pieno ritmo. Pieno ritmo. Faccio quello che posso, poi smetto e me ne ritorno. Ascolti, zio Vincenzo. Non mi comanda nessuno. E tanti studiosi e ricercatori vengono qui a Villa Grande per cercare di scoprire qual è l'elisir di lunga vita. Voi cosa gli rispondete quando vi chiedono? Ha 92 anni, in forma? Ma quello è questione del Padre Eterno, non lo decido io. Capito? Perché noi dobbiamo metterci in testa quando si nasce è il prescritto il viaggio che deve fare. Quando arriva a quel punto finisce. Però ovviamente la qualità della vita incide. Quello già incide, ma Se uno mangia carne buona... fino a un certo punto, certo. Io la carne l'ho sempre mangiata. E la mangio tuttora pure. E vino? Vino 2 bicchieri al giorno. E anche formaggio. Anche per trasformarlo, ma vino deve essere vino buono, non vino inacquato. E questo era solo un momento della nostra intervista, ovviamente del nostro speciale televisivo di Villa Grande e Strisaili. Carlo, a che punto siamo del nostro viaggio? Noi siamo quasi alla fine, per oggi però alla fine. Poi la prossima settimana saremo di nuovo con voi. Ci siamo spostati da una parte della Sardegna all'altra. Sì. Ovviamente questo è lo scopo della nostra trasmissione, non vi sveliamo dove andremo a finire la prossima settimana, però vi possiamo dare un numero di telefono perché questo vuole essere un viaggio che annuncia e promuove gli eventi che accadono in Sardegna, quindi voi ci mandate un messaggio e noi durante questo incontro noi vi rispondiamo. Se poi ci volete ospiti nel vostro paese basta che ci contattiate. siamo pronti a partire. Allora il numero di cellulare è 334 7111 473. Ok, il numero di cellulare l'abbiamo dato, dobbiamo ringraziare Vittorio Mura di Ovolda che ovviamente ci ha dato la possibilità di allestire questo spazio e Roberto Castri che ci ha concesso in modo particolare questa splendida casetta. Hai visto che roba? Bellissima. Bellissima È davvero, caratteristica. è conservata con cura e con garbo. Carlo, grazie. Grazie a te Roberto, ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima puntata sempre con Strada Facendo qui su Sardegna Live. Buon Buona viaggio serata. a tutti. Buon viaggio a tutti.